Amici bellini, perdonate la miss che è quella di ieri, a parte che io con le Zeppelin ci dormo anche, ma questo non è il caso. Per me è ancora ieri, per voi è già martedì, ma veramente lunedì. Gli amici bellini sanno, e dobbiamo parlare un pochino delle parole di Spalletti. Poi ho sentito le parole di Juan Jesus che fanno il paio con le parole di Spalletti, quindi cominciamo. Amici bellini, è un martedì pazzesco. Sono troppi disonesti, ma rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, siamo all'inizio di una nuova settimana, saranno dei giorni, sono qua, penso 15 giorni, insomma, di sosta, dove noi ci dobbiamo inventare anche delle cose, sicuramente, ma di cose ci saranno da parlare, di cui parlare, perché è interessante tutto, e secondo me Spalletti ci sta dando una lezione importante, a me in primis, e lo vedremo da queste parole. Prima di tutto però benvenuto Nap come ultimo iscritto, bentornati a tutti gli amici bellini sempre presenti, i miei eroi personali, il mio esercito alle spalle che mi fa sentire forte anche quando ogni tanto devo, non dico arrabbiarmi, ma insomma richiamare a chi non vuole capire, richiamare chi, no a chi, ma richiamare a chi, all'ordine, a chi non vuole capire come io analizzo il calcio e come io analizzo il Napoli. Veramente proprio il contrario di quello che qualcuno mi ha detto, l'ideologia, proprio il contrario, proprio veramente il contrario, perché l'esempio poi più fulgido è ovviamente il capitano, dove ci sono le cose schierate, no? Insigne è il male del Napoli, Insigne è un campione, merita 7 milioni così, e io ragazzi, io mi trovo in mezzo, diceva Totò, in mezzo lui, si mette in mezzo, lo diceva Peppino, letto a tre piazze, in mezzo lui, io sono una cortina di ferro e quindi io sto proprio in mezzo, perché mi dispiace, non mi sentirete mai dire che Insigne deve stare sempre in campo o che Insigne è il male del Napoli, è proprio in mezzo. Ma andiamo per ordine, e vedete di non dimenticarvi i like, perché poi capita che uno si dimentica, perché non è una cosa automatica, ogni tanto mettete un attimo tutti i like che tenete in tasca. Qualcuno non ce l'ha i like in tasca, non fa niente, chi tiene chi tiene caccia, in amicizia chi tiene caccia, e mi pare che lo diceva Edoardo Spalletti nell'intervista. Dice prima ci siamo un po' allungati, e poi ci introduce un altro concetto che è importante se vogliamo fare sempre cose nuove. Fare sempre cose nuove, che è una cosa che lui ci ha detto, perché le squadre ci affrontano in maniera diversa sempre e vogliono venire a vincere la prima partita contro di noi ed essere la prima squadra che ha battuto il Napoli, lo sappiamo che è così, e ci introduce il nuovo concetto degli spazi larghi però con l'uno contro uno, quindi non affrontiamo una squadra che si chiude tutta in difesa e ci aspetta così aspettando il pacchero, dove però comunque abbiamo visto che Spalletti dice almeno puoi far girare bene il pallone, riesci a crearli poi gli spazi, se ti muovi bene, se fai girare la palla velocemente. Questo è un altro tipo di modo di affrontarci, uno contro uno, però con gli spazi larghi, con un concetto nuovo che ci introduce, che sono quelli dei falli, questa nuova tecla, proprio la chiamano una nuova tecnica, dei falli nella nostra area, cioè al limite della nostra area, nella nostra metà campo, dove ti spezzettano tutto, e tu avresti potuto fare con un 1-2 anche una soluzione, così l'aveva pensata, però ti fermano sull'ascia, poi dopo si richiudono tutti in difesa e quindi diventa complicata. Quindi negli spazi larghi meglio loro, perché loro sono più abituati a questa cosa qui, ed è una cosa che faceva il Verona di Juric, lo fa anche il Verona di Tudor, un pochino più efficace il Verona di Tudor mi sembra in attacco, con questo Simeone che sta in una forma straordinaria, l'abbiamo detto prima, non abbiamo inventato niente, non siamo noi dei visionari, ma Simeone in fiducia è un giocatore, e poi lo vedremo anche con degli screenshot, perché per esempio c'ho questo qui che vi faccio vedere al volo, che però voi ne vedrete almeno 7-8 nell'analisi tattica che porterò tra qualche ora sul canale, quindi iscrivetevi al canale Telegram. Come vedete, Rahman era benissimo in vantaggio, cioè era proprio tranquillamente in vantaggio, si era messo bene davanti e non era nemmeno lontano da Simeone, però fa proprio quella zampettata. Qui Rahman avrebbe potuto intervenire direttamente con il sinistro, aggredire il pallone, che è il passaggio di Barak, ma lo anticipa e quindi capita così. Quindi gli si chiede a Spalletti come si affrontano queste squadre, lui ci dice gli 1-2 era la soluzione
Perché ci dice gli 1-2? Perché il Napoli non salta l'uomo, il Napoli non ha giocatori che vanno in dribbling e ti saltano l'uomo, o meglio, ne ha uno in particolare che ha queste caratteristiche, che è un as, che però viene inserito troppo tardi, e anche sotto questo punto di vista poi Spalletti ci dirà in conferenza, non nell'intervista, che avrebbe potuto fare i cambi prima, ma noi andiamo per ordine. I difensori gli chiedono di Juan Jesus e di Rachmani, i difensori bene, però manca un pochino di qualità nella costruzione, cosa importante, non per niente, non parla a vanvera Spalletti, proprio per creare quegli 1-2, visto che ti vengono ad aggredire molto alto, ti bloccano uno scorrimento della palla bello tranquillo, dove la palla può passare tra i piedi di Fabian, può passare tra i piedi di Anghissà, ed ecco che sono i difensori che devono avere un po' più di qualità, e si sa che mancando anche Koulibaly, Rachmani non è un fine dicitore, Juan Jesus non è un fine dicitore, e lì pecchi un pochino. Contano i calciatori, l'organizzazione societaria e i tifosi. Questo poi, da dove viene questa risposta di Spalletti? Viene dalla considerazione sulle domande di ADL, quindi parliamo anche di quello che ha detto ADL, lo recuperiamo questo argomento di cui non avevo parlato, l'ho recuperato il video, l'ho ascoltato, un ADL molto tranquillo, devo dire la verità, non si è fatto prendere da grandi frasi incredibili oppure di volgarità eccetera eccetera. Adesso si fanno i complimenti a Spalletti, questa intervista ovviamente viene prima di Napoli-Verona e successiva a Leghia, quindi grandi complimenti a Spalletti, meritati, dove dice una cosa pure carina secondo me ADL, la pitta bene. A me, lo sapete, mi piacciono quando ci sono delle intuizioni anche comunicative. Quando ADL dice Spalletti è il 13° uomo in campo, opposto alla frase fatta del tifoso che è il 12° uomo in campo, la frase fatta, Spalletti è il 13° perché ad ADL finalmente, che è la cosa a cui lui ci tiene di più, Spalletti fa giocare tutti quanti, mette tutti quanti in considerazione, cosa che però dobbiamo ricordare ad ADL non è poi così vero, perché nelle nostre live le abbiamo viste con Guido Gentile, alla fine il minutaggio non è poi così tanto distribuito, così diversamente rispetto a Gattuso. Forse con Ancelotti, ecco, c'erano molte più varianti e variabili di formazioni, era impossibile indovinarla. Qui bene o male lo abbiamo capito che con Spalletti Fabian è inamovibile, che Anghissà è inamovibile, che Di Lorenzo non si può toccare. Ovviamente adesso non c'è nemmeno Malquit, ma anche quando era a disposizione, bisogna ricordarlo, non riposava, e sappiamo che insomma la formazione titolare del Napoli la possiamo quasi dire che è questa qua, e con Ospina in porta in campionato, con Di Lorenzo, con Rachmani che sta meglio di Manolas, Koulibaly e Mario Rui, non c'è dubbio, Anghissà e Fabian a centrocampo. Poi c'è sempre il dubbietto Politano-Lozano, ma Zielinski è considerato il titolare della tre quarti con Insigne e Osimhen. Non c'è dubbio che esistono i titolari per Spalletti, si può dire tranquillamente. Poi lui sfrutta bene anche i 5 cambi perché gli piace molto. I giocatori tecnici non amano il contatto fisico, ecco perché noi poi soffriamo un pochino in queste partite dove mettono tutto sul fallo, sulla fisicità, sull'aggressione. Spalletti dice proprio le mani addosso, ti mettono le mani sulla schiena, e quindi i giocatori tecnici non amano il contatto fisico. Quindi ci ricorda quella cosa che lui aveva esaltato in positivo, dove il Napoli lo ha fatto, cioè la battaglia che hai fatto con il Torino, un po' più di battaglia con la Salernitana, le battaglie europee. Quello è quello che chiede Spalletti, e che ieri, devo dire, anche dall'atteggiamento di Spalletti, che dalla conferenza si alza subito, sta già per andarsene, quindi mi dà l'impressione che non aveva voglia di parlare più di tanto questa volta, voleva proprio andarsene. E infatti Spalletti in conferenza ci dice: abbiamo fatto quasi il massimo, ma le squadre più tecniche soffrono l'atteggiamento delle squadre che hanno come le squadre come il Verona. Gli chiedono anche in conferenza: può essere che l'Europa ti abbia tolto delle energie? E lui dice: ma alla fine non deve essere un alibi l'Europa, alla fine il 50% era una squadra nuova, quindi niente alibi. Arriveremo al discorso dell'arbitraggio, ragazzi, perché ecco che il niente alibi l'Europa, il niente alibi l'arbitraggio,
e anche le parole poi di Juan Jesus. Lui dice: io non voglio parlare dell'arbitro, l'arbitro deve essere giudicato da quelli che giudicano gli arbitri, praticamente dai disegnatori eccetera eccetera, ma Juan Jesus dice: noi dobbiamo fare comunque i 3 punti se siamo più forti, e quindi con o senza arbitri. È una lezione che Juan Jesus mi sta dando, è una lezione che Spalletti ci sta dando a tutti. Io purtroppo da tifoso sto male perché vedo cose clamorose, perché vedo che il rigore su Osimhen è netto. Poi si può parlare della maglia che si tira, si può parlare dei falli chiamati al contrario. L'episodio più clamoroso è quando Gunther gli frana addosso, e c'è un video, se voi lo cercate proprio su YouTube, preso dagli spalti, preso dalla curva B se non sbaglio, e si vede proprio bene, c'è uno che grida "oh, rigore", e purtroppo non viene chiamato niente, ed è proprio nettissimo, non c'è bisogno manco del VAR, è nettissimo. E quindi non è lì che poi viene ammonito per proteste Osimhen, ma viene ammonito quando gli tirano la maglietta, anche lì era in aria. Ma insomma è proprio brutto vedere certe cose, perché poi negli altri campi vedi cose diverse e quindi lascia il tempo che trova. Però dato che noi sappiamo che in passato ci siamo lamentati una volta con ADL dicendo il fatto delle patate, andate a cogliere le patate, una volta con Ancelotti che con calma dice chi è che arbitra, il VAR o l'arbitro eccetera eccetera, una volta noi mandiamo l'allenatore per esempio Sarri che diceva se noi stiamo sempre in aria e non ci danno i rigori c'è qualcosa che non va, ma Sarri che piangeva. Questo andazzo ha cambiato le cose? Purtroppo no. Le continuiamo a vedere le schifezze arbitrali, e sono schifezze, sono proprio schifenze assoluti, io da tifoso lo posso dire. Però è anche forse interessante vedere un nuovo atteggiamento dell'allenatore, che poi lo trasferisce ai calciatori, dove lui veramente si sofferma poco. E sono combattuto, vi dico la verità, perché vorrei uno Spalletti che vada in conferenza: abbiamo vinto, però il rigore era netto, non ci devono trattare meglio eccetera eccetera. Però non so se poi questo migliora la condizione e veniamo effettivamente poi trattati meglio, ci mandano arbitri migliori oppure se stanno con gli occhi aperti, non lo so, perché se è vero come è vero che comunque le squadre del nord hanno quel fascino diverso proprio per la carriera dell'arbitro, anche per un fatto di comunicazione dei giornali e dei media, forse parlare, lamentarsi così non cambia nulla a livello di arbitraje, saremo sempre comunque trattati maluccio, ma forse non appellandoci all'alibi nello spogliatoio, dove io immagino un Insigne, un Politano, un Mertens che possano dire però cazzo noi meritavamo di vincere, non ci hanno fatto vincere, il fatto famoso anche dell'albergo eccetera eccetera. Vuoi vedere che questo magari è l'atteggiamento giusto per responsabilizzare di più i giocatori e fare in modo che l'arbitro, anche quando è pessimo, non sia un alibi, perché anche nonostante gli arbitraggi, perché poi la verità di quest'anno è questa, che io gli arbitraggi pessimi, che insisto sono pessimi, li ho visti dalla prima giornata. Il Napoli nel frattempo aveva vinto tutte le partite tranne quella con la Roma, quindi si può anche fare, si può anche essere più forti degli arbitri e vincere lo stesso, come dice Juan Jesus. Certo, è difficile, perché non sono dei robot, perché la stanchezza la paghi, perché quando giochi tante partite ad un certo punto capita la giornata in cui sei poco preciso, in cui sei poco lucido, e magari avere un rigore ti fa vincere quella partita sporca che magari era storta, ed è giusto, ma magari non dare l'alibi ai calciatori potrebbe convincerli a fare quel di più che tu dici cacchio non manarate di stuccare, andiamo con più cazzimma ad attaccare, più compatti, andiamo a fare il gol e dimostriamo di essere più forti. Vuoi vedere che? Non lo so, lo spero. Insomma, questa è la chiusura del discorso arbitrale che non possiamo ignorare. Attenzione, è importante questo concetto. Non si può dire il Napoli doveva vincere lo stesso per forza, però il Napoli può provare a farlo, sempre considerando che certe partite, quando sono equilibrate, quando risultano equilibrate, si vincono anche con gli episodi. Riusciamo ad accettarlo questo discorso? Non lo so. Quindi la moda del fallo nella nostra metà campo ne abbiamo parlato, reagire all'uomo contro uomo è la cosa che chiede Spalletti. Poi lui ci parla della perdita di tempo più che dei falli non fischiati eccetera eccetera, e ci introduce il discorso già introdotto su questo canale del tempo effettivo che diminuisce sempre di più in tutte le partite. Lo abbiamo visto, ci sono proprio era questo lo schemino del tempo effettivo. Fate pausa e andate a vedere quanti pochi minuti si giocano, specialmente nei secondi tempi. È una roba proprio veramente inaccettabile, perché hanno imparato che se ci fai giocare il Napoli
Napoli diventa pericoloso. E guarda qui, una squadra che ci ha fatto giocare è stato il Cagliari, 30 minuti nel secondo tempo, e il Cagliari è quella squadra che avrà il minor XG di tutto il campionato finora con 0.13, mentre purtroppo, dobbiamo dirlo, vediamolo qua, l'XG del Verona è più alto di quello del Napoli. Hanno avuto occasioni più clamorose delle nostre, ma ovviamente questo lo andremo a vedere nell'analisi tattica con la lavagnetta tra qualche ora. Finiamo il discorso di Spalletti. Il rigore dice devo rivederlo, e qua do un consiglio alla società: hanno banato Gerardo Marino da Facebook, non ci usciranno più video, non so come si fa. Società, prima di mandare Spalletti in intervista, in conferenza, faglieli vedere qualcuno predisposto a questo, fagli vedere le cose, perché lo fanno in tutte le squadre, fategli vedere gli episodi, quindi lui li può giudicare un po' meglio. Magari un domani Spalletti viene rincalzato sulla domanda su Osimhen e ti dice ti è sembrato male, quello era un rigore netto. Spalletti non lo vede bene, quindi vuole fidarsi, però il rigore è netto. Il bilancio, vogliamo vincerle tutte. La mentalità vincente non è una mentalità vincente in generale, ma essere vincente partita dopo partita. È qui che Spalletti mi sembra un po' deluso dalla prestazione, che dopo andremo ad analizzare, perché in ogni partita insomma si percepisce che sulle seconde palle il Napoli poteva fare qualcosa di più in questa partita qui. Poi gli chiedono anche un Demme al posto di Zielinski e giocare con il 4-3-3, e qui Spalletti ci fa capire che con il 4-2-3-1 con Fabian da mediano ne abbiamo vinte tante. Cambiare adesso mi sembrerebbe un pochino strano, non è detto che non ritorni, però mi sembra evidente il discorso che abbiamo fatto all'inizio, dove esistono in questo momento dei titolari nella mente di Spalletti che ci hanno garantito delle vittorie, e su questo non c'è dubbio. Ci aggiunge anche che i cambi avrebbe potuti farli prima, anche perché col discorso dei minuti effettivi che teniamo qui, Mertens, che entra per 5 minuti, in realtà gioca un minuto. Il calcio di punizione che finisce sul palo è un potenziale assist per Petagna che non ci arriva. Da New York, Valerio Fluido è tutto. È bello lungo, per qualcuno è troppo lungo, e chi se ne frega. Io devo fare analisi, se ho 50.000 cose da dire ne dico 50.000, se ne ho una ne dico una, e quella è. Però tra un poco c'è l'analisi tattica, quindi tampoco lasciate i like che vi siete dimenticati, e ci vediamo tra un po'. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.